Kana Yoshimoto diceva: nella città senza mare, chissà chi si rivolge la gente per ritrovare il proprio equilibrio. Forse la luna. Padova e Mezzocorona non hanno il mare e oggi sotto la luna delle 20 di sera, la settima giornata di uno femminile di ritorno, Cellini Padova al Palafarfalle ospita Mezzocorona. Giocate importante al momento giusto. Anche Sandovic ci prova, la conclusione deviata al primo gol disserato dopo 2 minuti è per Mezzocorona. Rischia di andare sotto passivo la Cellini. Engel, Prela, ottimo lo spazio creato. Meneghini, parata però bene con l'anca di Razzica. Poi ottima la palla di Maja Tanic per Emma Salvaro. Dorra, dalla valle ancora Dorra. Capestrini si ferma, lascia indietro. Allora Dorra prova conclusione dai 9. La spara sotto la traversa. Tanic adesso palleggia da centrale, poi scaglia la conclusione sul primo palo. Capestrini, Dorra, scarico, Betta, conclude, gol! Gol! La Prela era andata ad invadere, hanno lasciato passare il tempo agli arbitri, 1 minuto alla fine del primo tempo, Mezzocorona al momento perfetta e poi Prela decide di mettersi in proprio. Dorra, Campestrini, bella la palla verso l'ala, Betta prova ad andare sul primo palo, buca ancora Martina Brock, sempre troppo passivo. Poi palla dall'altra parte, Santos, c'è spazio per Italiano, Anna Belenghiarrua, poi però a ripartire la Cellini, Sara Rubi, c'è spazio per Salvaro, palleggio, Salvaro! Emma Salvaro! Prova a tagliare Giovannini, perde il controllo, lo recupera Engel, che corre verso destra. Cerca il passaggio, Sara Rubi, non sbaglia Sara Rubi, decisiva Sara Rubi, c'è lì appoggiata, tutto regolare, buona difesa in Mezzocorona, che prova a correre adesso, palla per Betta, Betta conclude, Annabel, Enghiarrua, Prela incrocia, Engel a spazio, Engel, proprio lei! 2 gol di vantaggio della Cellini per le padovane, la rimonta è quasi completata e la vittoria è quasi portata a casa. Però un gol serve per metterle tranquille fino alla fine. Ancora Tanic, va dall'altra parte, Prela si inserisce, Prela! 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 Rimedia l'errore di prima e poi Meneghini la recupera! Meneghini la recupera! 2 secondi alla fine, importante che per la differenza reti finisce qui! La Cellini Padova vince contro Mezzocorona con una rimonta folle